Il maltempo atteso e annunciato è arrivato puntuale. In un attimo il cielo è diventato plumbeo, raffiche di vento violentissime e grandine in tutto il Veneto. A Treviso le zone più colpite sono state Castelfranco, Mareno, Vedelago e Paese. Un vero e proprio nubifragio che ha costretto più di qualche automobilista a fermarsi in macchina per la visibilità ridotta. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco, alberi che si sono spezzati cadendo in mezzo alla strada. A Mareno gli uomini del 115 sono usciti insieme ai tecnici della Telecom per mettere in sicurezza due pali della rete telefonica caduti a terra. Nubifragio che si è presentato nel pomeriggio, tornando a farsi sentire anche alla sera. Sono state mobilitate squadre da Castelfranco, Montebelluna, Asolo e una da Treviso con l'autoscala. Allarme della Protezione Civile del Veneto per il rischio sul fronte idrogeologico in caso di piogge eccezionali. Colpite dal maltempo anche altre zone del Veneto, un primo acquazzone a Verona, poi mano a mano il fronte temporalesco si è spostato verso est su Padova con raffiche fortissime, poi il Polesine, Venezia, il suo entroterra, il Trevigiano e infine il Friuli. In tutte le località il forte vento ha fatto volare cartelloni stradali e piegato alberi e pioggia battente con ripercussioni anche sul traffico automobilistico. Per fortuna non risultano feriti. All'Endinare in Polesine l'insegna del supermercato Famile è stato piegato dal forte vento ed è pericolante. A Mestre alberi sono stati abbattuti come birilli in viale San Marco, ostruendo la carreggiata e rendendo necessario l'intervento dei vigili del fuoco. E le previsioni per oggi non lasciano presagire nulla di buono, sono previsti nuovi fenomeni anche violenti in tutta la regione con acquazzoni e raffiche di vento. A Ferragosto dovrebbe tornare il sole.